Per Longarone questa giornata, questa celebrazione cosa significa? Ma significa riflessione, significa memoria, significa un pensiero alle vittime, ai superstiti, ai sopravvissuti, ma significa anche guardare avanti, perché questa è una lezione che deve insegnare e deve insegnare soprattutto ai giovani. La memoria del Vajont oggi più che mai deve farci trovare la forza per rimanere su questo territorio e avere il rispetto della montagna e delle sue genti. A dirlo, nel giorno del 58esimo anniversario della catastrofe del Vajont, è Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Siamo ripartiti allora, ha aggiunto, dopo una tragedia inenarrabile. Stiamo ripartendo anche oggi con una pandemia ancora in corso e che ha lasciato tante, troppe cicatrici. Non dimenticare la nostra storia è il modo migliore per affrontare il presente e le sue incertezze, formulando politiche efficaci e sostenibili a misura d'uomo, di famiglia e di impresa. Una memoria celebrata anche nel cimitero monumentale di Fortogna, con la deposizione delle corone di alloro. Tra le lapidi delle vittime ancora una volta si sono ritrovati chi quel giorno c'era o si è precipitato a soccorrere le vittime. Una memoria ricordata anche nei messaggi del Presidente della Regione, Luca Zaia, e del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Il pensiero va a quei bambini che non hanno avuto il tempo per diventare uomini e donne, agli adulti e agli anziani che la tragedia si è portata via. Chi viene in questi luoghi se li sente accanto e sarà così per sempre.